Speriamo che la tragedia sia ridimensionata e che il bambino stia bene. Purtroppo la mamma ha perso l'organo attraverso cui poter continuare ad avere figli. L'episodio è grave e non può restare impunito. Io mi auguro, perché poi si sa cosa succede, che quando l'autorità istituzionale, politica, amministrativa commina una pena, una sanzione, finisce che dopo 6 mesi quella sanzione viene annullata da un qualche tribunale, non so se di carattere amministrativo o civile o quant'altro. Io mi auguro che ci sia una sensibilità di tutte le istituzioni perché le sanzioni vengano applicate con fermezza. Se quei medici si deve impedire che il ripetersi di questi fatti, la Regione farà la sua parte. L'assessore Russo in questo è molto più rigoroso di qualunque ministro, con tutto il rispetto, e lo è giorno per giorno. E, come dire, lo è a Messina come tenta di esserlo a Mazzarino Caltanissetta, dove non dimentichiamo che perse la vita un ragazzo di 22 anni che si chiama Ligambi. Io non l'ho dimenticato, come altrove dove succedono episodi di sconsideratezza e di disonestà da parte di medici che devono capire che il sistema è cambiato. C'è una legge, c'è una riforma, c'è un'amministrazione rigorosa e al primo posto c'è la salute, la vita delle persone, dei cittadini e dei pazienti. Questa è la verità. Per il resto poi, ci si scandalizzi anche, che anche qua c'è un certo razzismo intollerabile, per le 2 infermiere che sono accoltellate o roba del genere, leggevo a Roma, o per quelle cliniche private, le nostre vengono aggredite spesso, ingiustamente, perché le cliniche dove si ammazzavano le persone come se niente fosse, credo in Lombardia. Noi abbiamo imboccato una strada che ci porterà a livelli di virtuosità superiori a quelli delle regioni del nord.